Senta, lei oggi ha detto che se avessero vinto gli indipendentisti in Scozia sarebbe stata una iattura un po' per tutti. Certo. Questa intenzione che hanno molti veneti di insistere con i referendum, cosa crede? Ma io credo che non sia giusto. L'Europa, noi abbiamo bisogno di più Europa, non di meno, di dissolvere in tanti pezzi il nostro continente. Io sono un europeista totale, convinto, il mio sogno sono gli Stati Uniti d'Europa, salvaguardando alcune autonomie che evidentemente ci stanno. Insomma, ecco, quindi, però io sono fondamentalmente per un'unica Europa. I cinesi sono una risorsa, ho visto prima Castro, probabilmente vi siete parlati di questo sbarco a Mel, no? Sono una risorsa anche per il Veneto, per l'Italia, investitori cinesi. Ma sai, gli investitori, chi viene a investire nel nostro paese deve essere comunque il benvenuto. Io mi auguro però che le stesse regole si applicano anche al contrario. Io ho investito in Cina e onestamente qualche difficoltà l'ho avuta, quindi ben venga, però a pari regole. Senta, la riforma del mercato del lavoro si sta arrivando, i nodi stanno arrivando al pettine, si sta muovendo nella direzione che auspicate? Ma su questo è un tema sul quale la situazione è talmente fluida che non mi sento di poter esprimere. Secondo me è perplesso di come si sta muovendo Renzi in questo periodo? O No, sono le priorità non voglio commentare in questo momento. Quali sono per la Confindustria le priorità? Ritrovare la crescita, che la situazione è drammatica, lo dicevo anche stamattina da Zanutta, l'edilizia ha perso oltre il 60% dei suoi volumi produttivi dal 2007 ad oggi. Abbiamo perso 600.000 posti di lavoro nell'edilizia, il Paese ne ha perso oltre 1 milione. Quindi noi dobbiamo ritrovare la crescita non può venire che dall'impresa, perché solo l'impresa è capace di creare lavoro e solo il lavoro può creare progresso economico, civile e sociale. Treviso continuerà a trascinare la ripresa, secondo lei, nel momento che si trova... Ma qui ormai non è più, purtroppo la situazione è talmente complessa che non è più solo una questione di province o di regioni, è tutto il Paese che ha bisogno di ritrovare la crescita. Lei stamattina ha chiesto più fiducia però, no? Era un chiaro riferimento politico anche. No, cioè io mi limito a sottolineare che per ritrovare la crescita è necessaria più fiducia da parte degli investitori italiani, investitori esteri, e per avere più fiducia bisogna che la politica crei le condizioni giuste al contorno. Gli imprenditori devono tornare a investire, cioè qualcuno dice ci serve più coraggio. Ma vedi, gli imprenditori non hanno mai smesso di investire in questo Paese, laddove ce n'è la necessità. Nel momento in cui le dico che, per esempio nell'attività edilizia, io sono un imprenditore chimico ma che vende soltanto al mercato dell'edilizia, con un calo del mercato del 60% in 7 anni, lei mi dica quali tipi di investimenti si possono fare. E oggi siamo in controtendenza. Se non quelli legati a degli avanzamenti tecnologici, a delle nuove tecnologie. Oggi siamo in controtendenza, per fortuna, insomma, è qui a inaugurare un nuovo stabilimento. Bravo, difatti oggi io sono proprio qui, oggi è una giornata che personalmente mi allarga il cuore. Io non sono un frequentatore di salotti finanziari, io sono un frequentatore di fabbriche, di luoghi dove si lavora veramente, e una giornata come questa di oggi, prima con Zanutta, adesso con Garbellotto, sono quelle giornate che danno una speranza per il futuro, per il nostro Paese. Scusa, usa lo stesso vocabolario di Renzi però. Come? Lei usa lo stesso vocabolario di Renzi quando dice non sono un frequentatore di salotti, no? Beh, io l'ho detto anche prima, insomma, difatti io nella mia vita di imprenditore e di uomo di associazioni non sono mai andato a Cernobbio, quindi questo è implicito, la risposta è implicita. No? Scusi, ci vuole un po' più di coraggio, come è successo in Spagna, per dare uno sblocco un po' da quello che... Abbiamo bisogno di fare tante riforme, noi abbiamo un ritardo accumulato nelle riforme, ma non mi riferisco solo al lavoro,
mi riferisco al fisco, alla pubblica amministrazione, a tutto. Noi dobbiamo avere il coraggio di fare le riforme nel nostro Paese. Manca questo coraggio perché secondo lei? No, non è che manca, per il momento non ci sono ancora le condizioni, bisogna che la politica crei le condizioni per farci ritrovare a tutti il coraggio. Le banche italiane secondo lei hanno approfittato abbastanza di questa possibilità della BCE di ricapitalizzarsi? Non è lì il problema è che le banche hanno liquidità ma non c'è domanda perché non c'è la fiducia, torniamo al discorso della fiducia. Grazie.